Francesca, raccontaci chi sei, quali sono state le tappe più importanti della tua vita e che cosa ti ha spinto a candidarti al Consiglio regionale del Veneto. Sono Francesca Zaccariotto, diciamo che ho fatto un percorso amministrativo e politico insomma abbastanza significativo, considerato che sono entrata nella politica facendo diverse tappe, da presidente di un IPAB ad assessore a poi sindaco per 10 anni della città di San Donà di Piave, poi presidente della provincia di Venezia fino a quando non hanno abolito le province, quindi siamo già come data nel 2015, e poi dal 2015 ad oggi sono assessore ai lavori pubblici, mobilità e infrastrutture della città di Venezia. Quindi che cosa mi ha portato ad accettare con piacere questa candidatura? È perché ritengo che il percorso mi abbia permesso di fare un'esperienza importante, di conoscere quella che è la pubblica amministrazione, quella che è la politica e quelle che dovrebbero essere le scelte e le responsabilità che un amministratore in quanto tale dovrebbe assumersi per poter dare delle risposte. Mi pare di essere conosciuta come l'amministratore del fare, questo mi fa estremamente piacere perché io credo che oggi la vera sfida della politica sia dare delle risposte concrete a quelli che sono i bisogni della nostra gente e del nostro territorio. La conoscenza del territorio della provincia di Venezia, dal comune di Chioggia al comune di San Michele al Tagliamento, con i suoi 140 km di lunghezza e con le sue specificità, mi permette oggi di poter affrontare il passo ancora più importante che riguarda appunto la regione, dove posso mettere a disposizione questo tipo di conoscenze che mi augurano possano contribuire a quelle che saranno le decisioni, gli obiettivi e gli impegni che noi come centrodestra che sosteniamo il candidato presidente Alberto Stefani portiamo avanti. Quali sono le priorità del tuo programma e in quali ambiti ritieni più importante di intervenire? Ma il programma è un programma che è stato fatto da parte di tutte le forze del centrodestra che sostengono il candidato presidente Alberto Stefani, quindi abbiamo condiviso quelli che sono le priorità e i punti di questo programma. Ovviamente Fratelli d'Italia, che è uno dei partiti che sostiene Stefani, ha alla base i suoi valori, i suoi obiettivi, le sue idee e quindi cercheremo di portare avanti quelli che sono i punti programmatici e con quelle che sono comunque le basi ovviamente del nostro partito e del mio. Diciamo che Fratelli d'Italia ha individuato delle priorità. Le priorità ad esempio riguardano i trasporti, riguardano la sanità, riguardano la necessità di dividere questi due mondi tra il sanitario e il sociale, quindi il nostro partito propone in sintonia, devo dire, con quello che sta dicendo il nostro candidato presidente Stefani, due assessorati che non è che sono frutto di voler dare più incarichi, ma sono la necessità di poter scindere questi due mondi per prestare dovutamente attenzione e dare delle risposte al mondo del sociale, fatto anche da un numero sempre più significativo di persone della terza età che non possono avere come unica risposta la soluzione di essere inseriti in strutture di riposo, di comunità, ma che secondo il nostro pensiero hanno bisogno di avere dei servizi che mantengono sempre più quella che è l'autonomia di questi soggetti per ridurre il più possibile il rischio di una loro non autosufficienza e quindi di un inserimento in strutture protette. La Regione Veneto era conosciuta come una delle regioni dove comunque il sociale era un ambito di certa qualità, con determinate scelte e decisioni. Oggi noi riteniamo che questo sia un ambito che è stato sacrificato per delle scelte più prettamente di carattere sanitario. Il mondo sanitario ha bisogno di avere delle risposte, in primis quelle delle liste d'attesa,
Poi quello comunque di avere delle figure professionali, penso ai medici di famiglia, di base, che sempre con grande difficoltà riusciamo a reperire, soprattutto in alcuni territori dove potrebbe sembrare un disagio dare la propria prestazione. Abbiamo bisogno di ospedali sempre più di qualità, anche se in maniera, devo dire, orgogliosa per la nostra regione, noi sappiamo che moltissime persone del sud come del centro decidono di venirsi a fare curare in questo nostro grande Veneto. Credo inoltre che il Veneto debba cavalcare il momento di questa filiera che si è determinata a livello politico fra i vari livelli istituzionali per trovare sempre più risorse economiche finalizzate ad investimenti sulle infrastrutture. Ci sono degli interventi importanti che ad esempio la città capoluogo di regione sta facendo e che avranno un ritorno su tutto il territorio, penso all'intervento di ferrovie per quanto riguarda l'aeroporto, piuttosto che il Bosco dello Sport, che costituiranno degli elementi di attrattività per chi è interessato a fare degli investimenti nel nostro Veneto. Questo è un momento dove noi dobbiamo esserci vicini al governo, e il governo deve sentire la Regione Veneto come una regione dove vale la pena investire, perché è una regione conosciuta per la sua grande capacità di lavoro, di PIL e di avere delle persone che nel credere nel valore di questo territorio continuano quotidianamente ad operare, a tenere alto il livello e l'immagine di questa terra. Come immagini il Veneto fra 10 anni e quale idea di regione vorresti lasciare? Ma sicuramente abbiamo un Veneto che ha una partita aperta, che è quella dell'autonomia, che è particolarmente attesa da tutti i veneti e che ha trovato l'unione di tutte le forze a riguardo di questo obiettivo. Quindi mi immagino un Veneto che finalmente può rendere attuativo, no, il decreto sull'autonomia. Mi immagino un Veneto che diventa attrattivo non solo per quanto riguarda il turismo culturale, il turismo balneare, ma anche un Veneto che si sta mettendo alla prova con tecnologie avanzate. Penso a tutta una serie di interventi che stiamo facendo nella città di Venezia e che possono essere di esempio in Italia e nel mondo di veramente tecniche avanzatissime. E quindi pensare che in questo Veneto si possa venire non solo perché è una regione attrattiva sotto questi punti di vista che conosciamo, turismo, cultura, ma che diventa anche attrattivo per conoscere ciò che non si vede in nessun'altra parte del mondo. Parliamo sempre di unicità, di specificità e di complessità della città di Venezia. Ecco, questa città può offrire al mondo momenti, esempi ed esperienze che sono unici e che solo qua possono essere trovati. Quindi delle imprese che gareggiano per venire a lavorare in questo territorio, un territorio che offre da Chioggia fino a San Michele al Tagliamento delle varietà e delle specificità che solo qua si possono trovare, che si possono coltivare e che possiamo arricchire dal punto di vista di risorse e di opportunità tutti i comuni che fanno parte della provincia di Venezia e che sono dentro nella regione del Veneto con le sue 7 province.